Eccoci ragazzi, oggi giornatona super per un giro super, facciamo il Cuarnan cima sul Redentore, la Chiesetta, e affrontiamo almeno io affronto una discesa che non ho mai fatto, la cresta est, la famigerata cresta est che solo Stefano Madotto ha fatto, e quindi grande oggi, Madotto, saremo guidati da un super biker. Sherpa Madotto. Bene, Ciao. let's go. Nuovo spettacolare giro anche oggi per il Friul Bikers MTB Group. Dalla splendida cittadina di Gemona del Friuli, adagiata alle pendici delle Prealpi Giulie, prende inizio il nostro itinerario. Inforcata la bici presso il campeggio ai Pioppi, una comoda carrareccia ci conduce in moderata pendenza sulla strada di Foredor che porta all'omonima sella. Qui troviamo l'asfalto e, superata una prima serie di tornanti, la strada ripiega a sud, dove in prossimità del Monte Glemine riprende a salire inoltrandosi in un ampio avvallamento. Una seconda serie di tornanti ci fa guadagnare ulteriormente quota fino a raggiungere la suggestiva località denominata La Val, da dove termina l'asfalto. Continuiamo a pedalare su una strada forestale con una pendenza via via crescente fino in prossimità della Malga Cuarnan, dove troviamo una strada acciottolata che si inerpica ripida sulla destra. Un ultimo strappo per il quale sono richieste tutte le nostre energie e giungiamo all'Ors di Cuarnan, un panoramico pianoro da dove possiamo riprendere un po' il fiato. Altro non ci rimane a questo punto che caricarci le bici sulle spalle per risalire la dorsale occidentale del monte fino a raggiungere il ricovero Pischiutti. Poche decine di metri ancora e possiamo finalmente appoggiare le bici a terra e pedalare per qualche centinaio di metri lungo la sommità del Monte Cuarnan fino a raggiungere la Chiesetta del Redentore, punto più alto del nostro itinerario. Il tempo di uno spuntino e godere dello straordinario panorama sulla pianura friulana, ed è giunto il momento di bardarci come si conviene per affrontare la discesa. Il sentiero CAI 714 scende lungo la cresta est in uno straordinario contesto paesaggistico dove non è consentito, se non marginalmente, volgere lo sguardo sul panorama circostante. Dobbiamo infatti prestare la massima attenzione e seguire la traccia che corre lungo la stretta dorsale pericolosamente esposta su entrambi i lati fino a raggiungere la sommità della cresta est denominata Cuarnanat. Ma le difficoltà non sono certo finite. Ha inizio ora il tratto lungo il ripidissimo crinale denominato l'Isfueis, con tratti che raggiungono l'80% di pendenza. Poche decine di metri che ci fanno scendere drasticamente di quota e il sentiero perde progressivamente pendenza, ripiegando repentinamente a destra per seguire la dorsale meridionale del Cuarnan. Una breve deviazione che bypassa l'antico sentiero recentemente franato ci fa compiere una serie di stretti e ripidi tornanti decisamente tecnici per poi ritornare sulla traccia originale dopo una breve risalita con le bici in spalla. Giunti ad un bivio ci teniamo a destra. La traccia ora consegna via CAI 716 segue in piacevole saliscendi la dorsale della montagna denominata l'Ispresis fino ad un crocevia in prossimità del Ciuc de Cross. Il sentiero a questo punto scende lungo un'entusiasmante traccia che ci invoglia a far correre più rapidamente le ruote delle nostre bici. Al successivo bivio ripieghiamo a destra e dopo una breve risalita spinta il sentiero scende sull'avvallamento denominato Siere sino a raggiungere l'omonimo Cristo, in corrispondenza del quale ritroviamo la strada di Foredor percorsa in salita. Una serie di ripide scorciatoie con fondo molto dissestato e sassi mobili ci catapulta in corrispondenza dell'ultimo sentiero, il cosiddetto Panchine, un blasonato single track che ci porta sul guado del torrente Vegliato in corrispondenza della strada che sale alla sella di Sant'Agnese. Attraversata la carrareccia, un ultimo veloce sentiero ci fa perdere ulteriormente quota fino a raggiungere la strada forestale percorsa in salita. Poche centinaia di metri e siamo nuovamente al campeggio ai Pioppi, punto d'arrivo del nostro itinerario. Guardate che bella la testa di Marco che fuma. E adesso affrontiamo questa al 23%. 23% e anche 25%, acciottolata, pedalata molto difficoltosa, ma noi siamo i Friul Bikers e ce la faremo.
siamo arrivati all'Monte Cuarnan, così si chiama, dove si lanciano col parapendio. Noi invece di lanciarci adesso carichiamo le bici in spalla e la nostra meta è la chiesetta del Redentore sulla cima del Cuarnan. Eccoci ragazzi, arrivati sulla cima del Redentore, 1370, e questa cima qua l'abbiamo fatta decine di volte, i sentieri in discesa, tutti possibili, inimmaginabili, però caro Marco, la cresta est, questa ci mancava. Questa è tanta roba, ragazzi. E quindi caro Marco, questa parla con molto giudizio.
Eccoci ragazzi, siamo arrivati in prossimità del Ciug de Cross, un sentierone in cresta memorabile, Stefano, veramente fantastico. E quindi noi, caro Marco, puoi ben dirlo. Eravamo là ragazzi, ecco. Adesso siamo qua, sani e salvi. Adesso siamo qua. Benissimo. Eccoci, adesso scendiamo giù verso Gemona e diciamo chiudiamo il nostro super giro in questa super giornata. Grandissimo. So
slave.
Eccoci ragazzi, arrivati a valle, alla base, un giro, che dire, insuperabile. Ci tenevo da tempo fare la cresta est e oggi siamo stati veramente fortunati per la giornata, il tempo spettacolare. Com'era Stefano? Come l'hai trovato? Divertente, magnifico. Cioè, è anche divertente per Stefano che sa fare certi numeri, non splash insuperabili come Stefano, nessuno li sa fare. Bene, grandi ragazzi.